Partecipa anche tu a Miss Italia. Bene, siamo come da venerdì scorso in questo bello spazio che è dedicato a Miss Italia. Ne parliamo ormai da qualche settimana di questa esclusiva di Sardegna 1 canale 19. E allora la settimana scorsa abbiamo avuto la mia compagna di viaggio, sì, co-conduttrice Claudia Boi, che è stata tra l'altro tra le prime 10 bellezze nel 2008. Bellissimo, a Salso Maggiore, quindi a livello nazionale. Sono infatuata ancora. Speriamo di tale che bellezza, la tale bellezza di Claudia possa bellissima. arrivare e portar bene anche a tutte le altre concorrenti di questa edizione 2015. E adesso andiamo a scoprire chi abbiamo seduta qui a fianco a noi, che si è già portata a casa una fascia importante per essere poi protagonista nelle varie finali regionali, per arrivare poi alla finalissima di Miss Sardegna. Benissimo. Il 29 di agosto, carta d'identità, prego Presidente Mameli, nome, Valentino cognome, Fanari, data di nascita 9-10-1991. È giovane, professione, studentessa, segni particolari, neoeletta sicuramente, perché Miss La Gondola a Maracalagonis è stata la seconda, credo, fascia che abbiamo dato in questa edizione. Valentina, buongiorno. Buongiorno e ben trovata. Allora, grazie, ben trovati a voi. Una, credo, avventura che si è materializzata anche nella più totale inaspettata vittoria. Esatto, no? Perché esatto. era la prima selezione. Sì, la mia primissima selezione in assoluto, non avevo mai partecipato al concorso. E però d'altronde una bellezza così inusitata non poteva non essere eletta. è del 91, quindi la ragazza mi ha 24 anni. Sì, esatto, li compierò ad ottobre. Da compiere, quindi ancora da compiere, perciò una età perfetta. Tra l'altro il concorso, l'abbiamo detto, quest'anno, ma come l'anno scorso, da 2 anni a questa parte, apre fino alle trentenni, quindi io credo che una ragazza di 30 anni possa avere tutte le caratteristiche per diventare anche Miss Italia, perché comunque a 30 anni le ragazze di oggi sono davvero, a volte sembrano anche più piccole, più giovani. Esatto. Quindi, tu cosa studi di bello nella vita? Io studio scienze politiche, mi sono laureata alla triennale a marzo e ora sono in attesa di iniziare la specialistica, che farò in commercio internazionale, e inizierò ad ottobre. Ecco, una sorta di vaga somiglianza con Samantha De Grenet, non te l'ha mai detto nessuno, tu forse non sai neanche chi è, probabilmente nella tua giovane età, no vabbè, era una donna di spettacolo, comunque showgirl di qualche anno fa, poi si è un po' persa per strada, però proprio una bella ragazza. Grazie. Qualche tratto che appunto ricorda questo personaggio. Com'è arrivato il concorso, per capire? Allora, è arrivato per provare una nuova esperienza e appunto dopo essermi laureata, diciamo che in questo periodo sono abbastanza libera, e quindi ho detto perché no provare a lanciarmi in questo concorso e provare appunto un'esperienza nuova che sicuramente è utile per acquisire maggiore autostima e per crescere. Sono tutte esperienze che permettono comunque di crescere nella vita. Mi piace molto perché quest'anno abbiamo, e lo dico perché più o meno insomma una buona parte, 4 serate le abbiamo fatte, la quinta sarà poi domenica prossima. Abbiamo un gruppo di nutrite concorrenti che hanno anche una buona capacità di saper stare davanti a un microfono, che questo non è un valore da sottovalutare, anzi è un valore aggiuntissimo, perché tu credo saprai, Valentina, avendo seguito magari anche il concorso a livello nazionale, che quando si arriva a Jesolo in questo caso, perché anche quest'anno si manterranno le stesse modalità di collaborazione, Jesolo è la città dove si andrà a eleggere la Miss Italia, Endemol e la 7 e Simona Ventura sono un po' il carrozzone che sta lavorando per garantire un altro bello spettacolo. E su Sardegna 1 poi ci arriveremo per i 20 anni di Michela Giangrasso di Miss Italia in Sardegna. Anche qui stiamo facendo altrettanto un ottimo lavoro e lo vedrete poi alla finalissima. Detto questo, però, parlare davanti al microfono, essere spigliate e in televisione è fondamentale, perché poi la bellezza deve lasciar trapelare un contenuto, no? Esatto, certo. E tu mi sembri una che sì, ho notato con delle questo tipo di parole, mi sembra una ragazza molto ponderata, direi che ha gli obiettivi ben definiti anche in futuro. Hai un tatuaggio sulla spalla? Sì, l'ho visto, è abbastanza vistoso. Lo facciamo vedere, aspetta, lascialo lì. Ma non ho capito che è un fiore, pianino, una rosa, 2 rose. Sono forse 2 boccioli di rosa. Vabbè, un fiore romantico per noi. Ma hanno un significato? Sì, assolutamente. Un amore, ed è un amore ardente. No. Non si fanno tatuaggi per l'amore, perché comunque l'amore può finire. Il tatuaggio invece poi per raschiarlo via
famiglia. Io proprio per amore farei una cosa Sì, del ma lui si è genere. messo lo scalpo in testa per quello, per amore, Per per amore, amore. quello sì. Ha un significato un po' Sì, più ha un aulico? significato Ce lo puoi personale. No, vabbè, No, è preferirei personale, no. non dirlo, Non è vuoi, personale, assolutamente però l'ho fatto 2 anni fa e l'ho fatto durante un viaggio che è stato molto bello e molto importante per me. Ho fatto un viaggio in Brasile che è durato 1 mese e mezzo e quindi ho voluto, ecco, fare questo ricordo. Bene, insomma c'è una motivazione Ma forte intrinsecamente dietro. c'è anche un grande messaggio probabilmente. Sì, vabbè, ma lei non E io va voglio essere in tre. No, lei vuole essere rompiscatole, Vabbè, quindi non lo non faccia. forzo più Bravo, la dinamica bravissimo, della domanda. Bravissimo. Nel frattempo stiamo vedendo anche un po' di foto che sono legate. Prima c'era una tua foto, adesso sono ovviamente anche le altre concorrenti che hanno partecipato alla serata dove tu sei stata eletta Miss La Gondola. E a casa come l'hanno presa? Cioè questa vittoria inaspettata? Chi c'era dei tuoi amici o parenti o familiari? Alla selezione nessuno. Nessuno. Sono andata sola Sola. perché sì, essendo la prima, davo per scontato che non avrei vinto nulla. Appunto, ho detto, allora per le brutte figure questa non è la serata idonea, diciamo che potrebbe essere quella del niente Però di fatto. dopo- E Esatto. invece subito, pum. Dopo che sei stata eletta, i Dopo che genitori- sono stata eletta non ho neanche potuto avvisare perché mi si è scaricato il cellulare. Ma sei sfortunata, figlia? Quindi ho dovuto attendere l'arrivo a casa, poi Sì. ho avvisato mia madre che era molto Di dove contenta. sei tu? Io sono di Curcuris. Ecco, questa è una di quelle cose che abbiamo detto anche il giorno dopo, comunque la settimana che abbiamo iniziato successivamente, quando abbiamo detto ha vinto una ragazza di Curcuris. Ma dove sta Curcuris? È la domanda che si pongono Perché tutti. provincia di Curcuris non credo. Oristano, No. provincia di Oristano, vedi. è un paesino che si trova in Marmilla e dista 80 km da Cagliari e 40 da Oristano, quindi sono più o meno nel mezzo, in collina. E come sei cresciuta in questo paesino di quanti abitanti? 310 ma- circa. 110. Eh, Ma quindi ci la concerne domenica, delle galline. la domenica andate tutti a pranzo da uno, poi la sì, domenica dopo tutti sì. a pranzo da un Più o altro. meno. Perché vi conoscerete proprio bene tutti. Sì, ci conosciamo tutti. Allora, queste sono le realtà per le quali da una parte ti domandi, oddio, ma come si fa a vivere in un paese così piccolo? Dall'altra dici, ma che romantica questa cosa. Si conoscono davvero tutti, c'è una comunità unita, coesa, credo, Sì, che si sì. dà una mano in qualche modo. Sì, Di cosa vive assolutamente. Curcuris? Di Sarà pastorizia, agricoltura, vero, sì. O ci sono commercianti? Vigneti. Sì, anche aziende- commercianti. aziendine? Sì. Ah, ok. Ognuno, È diciamo. zona molto ricca di pianura, eccetera. No, insomma, non, Non è lo così, so. io conosco la zona. No, non ha detto proprio non il la paese. conosci, ha appena detto di no. Sì, no, io conosco la zona, però. Ok, È proprio il paese. allora, lei arriva da Curcuris, lei dice Che che è è una zona. zona ricca di pianure, lei dice di no, quindi vuol dire che c'è qualcosa che Al non confine col Campidano, quella Ok, Sì, ma lei sì, insiste, esatto. ma vabbè, non detto il paese, conosco la zona che ho visto ricchissime di agricoltura, di vigneti. Sì, come no? sì, da questo punto di vista sì, Ah, assolutamente. Ma va bene, ha subito capito come avere Ma no, lascia perdere, vigneti, è pieno la zona dei vigneti. Non conosco il paese, però conosco la zona. Va bene, tu mica sono nata a New York. laureanda al quinto anno, credo alla specialistica, insomma, devi arrivarci, no? O ti fermi ai 3 anni? No, ho terminato la triennale, ma adesso inizierò la specialistica ad Ok, ottobre. quindi diciamo laureanda ancora per Sì, chiudere il cerchio esatto. di scienze politiche. Sì. Che mire hai poi nella tua vita? Spero di obiettivi, realizzarmi sicuramente dal punto di vista lavorativo. Perché uno che si laurea in scienze politiche può fare determinate cose che sono ovviamente però magari più legate all'andare via dalla Sardegna. Sì, assolutamente. Infatti perché anche è solo per fare la generica, specialistica andrò via A meno che non purtroppo. farai il A politico. malincuore perché adoro la Sardegna, però Quindi purtroppo mi stai non dicendo offre. che hai il cuore libero? Sì. No, perché Siamo sicuri. Ma lo devi tenere libero fino Sì. alla fine della tua esatto. vita universitaria. Ma, Più o meno. ma una Senti, ma- bella ragazza come lei, non lo so. Non Ma lo so. infatti non Non credo lo neanch'io. so, non lo so. Ti chiedo solo una cosa, da un punto di vista proprio adesso delle aspettative, perché sai, quando tu vai a fare un'esperienza che di punto in bianco dal niente diventa che ti eleggono Miss e quindi in questo caso la gondola, quindi ti porti a casa una fascia che ti servirà per partecipare alle finali regionali. Io lo ripeto sempre, le finali regionali sono dette finali ma sarebbero pre-finali in vista della finalissima o della finale in diretta su Sardegna 1 il 29 di agosto, quindi quella televisiva, che sono poi tante finali quanti di sponsor di Miss Italia. Che aspettative poi si creano, se se ne creano, se se ne sono create, insomma?
Sì, sicuramente. Ho iniziato e tuttora continuo a farlo come un gioco, questo concorso, però ovviamente ho il sogno di andare avanti, di poter partire e vivere appieno tutta questa esperienza. Noi una domanda che facciamo sempre all'interno del concorso, ma che ribadiamo e giriamo anche alle nostre amiche venturiane di ogni età: perché ti senti Miss? Mi sento Miss perché mi sento bene con me stessa, col mio corpo e mi sento Miss in tutto quello che faccio. E c'è chi comunque avvalora il fatto che tu ti senta Miss, secondo me, a casa, i tuoi ti Sì, coccoleranno, assolutamente. gli amici, le amiche, insomma, quando la bellezza Sì, sono stata incoraggiata. è supportata, secondo come me, no, come no. è sicuramente un valore Apre molte porte. Valentina, ma non tanto le porte, sì, belli, Sì, credo di uno sì. bello può arrivare un po' prima, ma se poi è stupido o non è capace di fare una roba, E questo non è il finisce caso, lì questa la è una donna bellezza. molto intelligente. Esatto, perché a me Valentina Sì. Fanari mi sembra anche una ragazza Anch'io. molto, ma molto intelligente e molto E anche concreta nelle preparata, cose, sì, l'ha sì, detto. sì. E matura, devo dire, per i tuoi Bravo, 24 bravo. anni. Grazie. Complimenti e grazie per essere venuta a trovarci a Miss La Gondola, che in realtà appunto le serve come traghettamento verso la parte conclusiva poi di una stagione che arriverà al suo culmine il 29 di agosto, e lo ripetiamo qui in diretta su Sardegna 1. In bocca al lupo anche ovviamente per gli esami e per il resto della tua carriera Crepi il lupo. universitaria, ma tanto noi ci rivedremo insomma più avanti nel corso delle serate appunto di Miss Sardegna. Nel frattempo quest'anno speciale Sì. lo continuiamo a festeggiare, perché Michela Giangrasso festeggia i 20 anni, Sardegna 1 appunto l'esclusiva di quella che sarà la finale, e la serata di domenica prossima sarà quella che proseguirà questo calendario ricchissimo di appuntamenti al Joy Village a Cagliari. Se volete per iscrizioni e informazioni la mail da consultare è info@michelagiangrasso.it, e tutti questi festeggiamenti sono supportati per noi e con noi dalla cantina di Sant'Adi, e spesso quando si parla di vino, caro Presidente Mameli, Sì. si fa riferimento al territorio, come ha detto prima, in relazione ovviamente a Valentina, e alla varietà delle uve, ma alla cantina Sant'Adi ci tengono a sottolineare che l'importanza degli uomini che la compongono è fondamentale, sia nella coltivazione della vite che nella passione per il vino, che appunto tutto quello che è la vita all'interno della cantina è qui che vive la tradizione più profonda e autentica. I soci produttori della cantina Sant'Adi ne sono la migliore testimonianza, e come abbiamo già detto estendiamo a tutte voi amiche venturiane e di Sardegna 1 la domanda: come, quando e perché vi sentite una Miss? Scrivetecelo al nostro WhatsApp 391 414 2741, piuttosto che alla nostra mail i2divaventuri@gmail.com, o su Facebook entrate, cliccate mi piace e ci postate il perché vi sentite Miss. Partecipa anche tu a Miss Italia.